Vi chiedo scusa perché pensavo che fossero da buttare. Ha trovato questo foglio scritto a mano nelle casse di pomodori prima rubate e poi restituite Daniele Fincato, titolare dell'omonima azienda agricola aperta da oltre 30 anni a Conche di Codevigo. Episodi simili non erano mai accaduti in passato e tanta è stata la rabbia di questi giorni. Tutto ha avuto inizio poco prima di Ferragosto, quando dai suoi campi erano spariti una carriola e delle angurie. La carriola poco dopo era ricomparsa, delle angurie nessuna traccia. 2 sere fa, mentre lui stava accendendo l'impianto di irrigazione, quest'auto ripresa dalle telecamere lo ha insospettito. Fatti velocemente un centinaio di metri con il trattore, Daniele Fincato aveva visto un uomo e una donna scappare dopo aver caricato 8 cassette di pomodori freschi raccolti durante la giornata. Oltre ad aver presentato denunce ai carabinieri, l'uomo ha fatto girare la notizia sui social, tanto che il risultato è stato questo: la scorsa notte le cassette di pomodori sono state restituite da 2 persone, ancora una volta riprese dalle telecamere ma su un'auto diversa. La scusa pensavo che erano da buttare sta in piedi traballando, spiega Fincato, perché non vi sareste affrettati a caricare altre casse vedendomi arrivare a tutta birra col trattore. Comunque chiudo un occhio e anche due e accetto le scuse. Ha intenzione di ritirare la denuncia Daniele Fincato, che mostrando ancora una volta il grande cuore dei figli della terra veneta, ha deciso che tutti questi pomodori non saranno messi in vendita, ma saranno donati alla Caritas.